Qualche volta vado al mare pure io. Questa è Cala Fuili. Si scende da qua e qua se ne vai al mare. Qua probabilmente puoi risalire la gola, mentre di qua c'è il sentiero che porta poi al Bue Marino, la grotta, e a Cala Luna. Tu hai 16 anni, un fiore in bocca, non ce l'hai. Io che non ci ho capito niente, ma mi piace come sei. E a pensare a quello che è, e a pensare a come sei. Dovrei quasi essere arrivato. Oh, devo dire che da Cala Fuili a Cala Luna non è una semplice passeggiata. Sarà che io comincio a essere stanco, però è un bel sentiero, mica è una passeggiata, voglio dire, è uno sbattimento, e poi c'è pure la nave comunque. Ciao. C'è pure la barca che parte da Cala Corona e ti porta fino a Cala Luna. Mi sa che, ciao, mi sa che forse il ritorno potrebbe essere un'idea, vediamo un po'. Però dovrei quasi essere arrivato, Mazza, guarda che acqua. Madonna. Se vede l'ombra sotto della barca e del gommone, incredibile. Che posto. Questa è l'indicazione per tornare a Cala Fuili. Qua sicuramente è il sentiero di Cala Luna. Qui siamo in spiaggia. Cala Luna. La barca che te ci porta, e poi la barca si ferma pure a Cala Fuili, che è più vicino a Docio il Camper, quindi forse potrebbe essere un'alternativa per entrare. Mo prima di mettermi qui in spiaggia però voglio andare a fare un altro sentiero, voglio andare a vedere una cosa. Là su sta parete qui ci dovrebbero pure arrampicare, stavo a vedere le foto. C'è un bar lì, c'è un Nigot. Hanno fatto un bel investimento, c'è una struttura non da poco, E allora il ritorno in barca a Cala Conone sono 15 euro, poi da là c'è un'altra barchetta che ti porta a Cala Fuili, sono altri 5 euro.
quindi con 20 euro io evito le faccio in giro. Che faccio secondo voi? Ma di qua c'hanno i quad che serbare, guarda che struttura che hanno fatto, guarda che incredibile, è proprio grosso e ancora stanno a finire, qua hanno messo sti tubolari, sicuramente dovranno fare un altro tetto, c'hanno pure i tavolini qua all'aperto. Prendo il salto sentiero e voglio andare a vedere un arco, ci dovrebbe essere un arco naturale e poi dopo ritorno giù al mare. Il sentiero è questo qua, c'è gente che sta scendendo e poi vediamo, dai. Adesso ci stanno delle capre. Ho sentito dei passi, prima pensavo fosse qualche muflone, invece sono le capre. Guarda come si arrampicano. E vabbè. Allora, io sono arrivato a vedere quello che ho cercato fino adesso. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ciao, Tschüss, ciao. viel Have a good Spaß. trip. Yeah, thank you. Thank you too. E qui c'è questa cosa che io mai mi sarei immaginato, oddio cosa, che fosse così. È incredibile, no? È veramente strano. C'è una conformazione proprio particolare. Oh. Quando sono arrivato dal sentiero, quello principale, ho visto il sentierino, mi ci sono fiato perché pensavo che ti portava su una parete e due arrampicavi. Invece no, invece mi ha portato a questo. È incredibile. Oh. Sembra una ciambella fatta male. Madonna che fa la natura. Oh. Porco Dio. Questo mi ha ripagato di tutta la fatica che ho fatto da stamattina. No, è troppo bello. Poi ci stavano questi due tedeschi, ma ci hanno fatto pure un par di foto. Guarda che meraviglia, che incredibile. Oh. Il buco nella roccia. Ma guarda che non ci si crede. Oh. È proprio particolare sta cosa. Oh. Aspetta che mi voglio avvicinare perché poi da là si vede un bel panorama. A parte, già, se guardi qui, tanto lo dico, lo ripeto, manco 2200 video che faranno capire che vuol dire. A vedere per qua è una meraviglia proprio che posso. Vedi Baunei, no Baunei, scusa, vedi Rosei, vedi Calagonone. E poi c'è sto. Ma guarda che incredibile. Porca miseria. Poi qui su questo sentiero passi dal calcare al basalto, poi magari trovi un pezzo di granito. Porco Dio.
morfologicamente è proprio particolare la Sardegna, guarda, a me mi è capitata una cosa del genere. A parte guarda che zollata, porco Dio, poi vieni qua, c'è sto coso, che? Porca miseria. Aspetta perché voglio vedere se riesco a salire qua sopra. Voglio mettermi proprio dentro al buco. Uissa. Ecco. Non sto sotto al buco. E poi guarda che vista che c'era. E poi questo qua. È figo? Dai, commentalo. Guarda sto video, magari guarda solo sta parte, no? Come passate là. Dico, magari guardi solo sta parte dove c'è sta cosa e lo commenti e dici la tua di impressione. Perché porco dici, io mi auguro solo una cosa. Che io ho fatto sto video, faccio vedere sta cosa incredibile che a te ti viene la voglia di venire qua dal vivo, di persona, di venirla a vedere. E che scusa ti fai il bagno pure lì a Calaluna. Tanto si ci va a portare pure la barca. Non è detto che ci devi venire per farsi a piedi. Ma guarda che roba. No, qui non dà la stessa impressione che dall'altra parte, va. Porco dici che meraviglia. Ma non è possibile questa cosa, guarda che erosione. Oh. Madonna. No, mo faccio una foto da là. Mi fa una foto. Arco di Lupiru. Lupiru, sì. Non è Lupilu, come dice Albanese, Arco di Lupiru, io ti saluto. Mazza. Che figata ragazzi, che figata. Mo torno al mare. Vado a fare un bel bagno. Fra un'oretta mi sa, ma sono le 2:20. Faccio il bagno e poi dopo ricomincio a tornare indietro. Devo ancora capire se torno con la barca almeno fino a Calagonone. Magari mi risparmio la faticaccia. Poi a Calagonone magari faccio autostop. Ciao Arco Lupiru, ciao. Sceso in spiaggia, ma voglio fare un giro qua dietro che ci stanno delle grotte, il jet è tutto all'ombra. Questa qua è la fila per tornare a Calagonone. Ce n'è di gente, Sentiamo pure come l'acqua. Mamma mia come è fresca l'acqua. Ci voleva proprio. Molti passano pure da sopra, c'è un sentierino sopra. Però mi sa che meglio passa sotto. Con l'acqua almeno fa rinfrescare. Guarda che roba, siamo a ottobre, guarda che roba. C'è il delirio. Oh. Bella, l'acqua non è fredda per niente, si sta bene. Poi c'è tutto il promontorio sopra Calagonone là. Oh. Guarda che bello, guarda che bello. Oh. Non ci ho pensato, non mi sono portato quello che serve per la copro per potersi far bagno. Guarda che grotta. E lassù ci sono dei spunti per stare a piedi e stare a piedi. Ma che dici?
essere il territorio. E magari l'acqua ci arriva fino lassù, Guarda che figo, va. Porca troia, oh. Guarda che grotta, oh. Questi sono resti di stalattiti. Poi non mi ricordo se stalattiti è quella che dall'alto viene in basso o è la stalagmite. Però guarda che roba, oh. Porco dici che incavo. Che storia, ragazzi. Cala luna, è toppi. Guarda pure quest'altro, Comunque secondo me questi erano chiusi prima sti piatti. Pure qua ci deve essere stato un crollo come magari a Tiscali, come tante grotte, perché poi ci sono proprio dei squarci e poi non può essere che qua c'è proprio i resti di quello che sono stalattiti, stalagmiti. Devo guardare su internet, mi devo ricordare chissà com'era, oh. Ma guarda che incredibile, madonna, oh. Vabbè, io mo torno indietro, voglio andare a fare bagno prima che il sole se ne va, mi metto laggiù a far bagno. Bella, qua l'acqua è pure meno fredda. Boh, via, vado a far bagno, va, ciao ciao. Mamma mia, ci voleva proprio, no, da ributtare lassù dove c'è questa spaccatura, c'è sta uno che sta arrampicando, non so se mette una via più tiri, non riesco a vedere dove sta quello che gli fa sicura. Bella, deve essere proprio figa arrampicare e vedere tutto questo, guarda che roba, va. Mo magari ributtava. A presto. Saluto. Buone cose. Non c'è nessuno che importa. Grazie. Che ti fa andare dentro. Su quel ramo no, sull'altro sì. Ciao. Grazie.
Ciao. Non ho fatto sentire pizza, no. Sono tornato con la barca, poi ho chiesto informazioni per visitare la grotta, quella del Bue Marino. E ora ritorno a Calafuri, vediamo se rimane un passaggio, magari faccio la questa roba, se c'è qualche santo in terra che mi caglia, se c'è chi va verso Calafuri, vediamo un po'. Intanto stiamo camminando. Allora, andando verso Calafuri mi passa una macchina, quelle che sono passate si sono fermate 10 minuti dopo, che ci sono signore che vengono a camminare qua e che giustamente a me mi dicono cammina pure tu, però vabbè, magari il gioco va alla candela, perché guarda che roba. Ma che figo vederlo dal vivo. No, è un'altra cosa. No, ma da qua mi fermo, scatto pure una foto. Vabbè.